Siamo con Andrea Vendrame, unico pro trevigiano in gruppo. Oggi tappa da Treviso a Gorizia Nova Gorica, cosa ti aspetti? Oggi vi aspetto una volata generale, penso che domani ci sia una tappa abbastanza impegnativa dove appunto esploderà la corsa sia dal punto della classifica generale che anche da tappa, da fuga appunto per giocarci l'arrivo di giornata. Oggi i meteo dicono che dovrebbe essere buono, quindi speriamo bene, ecco, che sia una giornata classica da sprint. Quindi obiettivo fuga per la tappa verso Asiago, insomma? Ma sì, sicuramente domani ci proviamo, è un obiettivo prefissato, quindi portiamo a casa la pelle oggi e domani ci proviamo. Andrea, il giro sulle strade di casa è sempre una bella cosa anche per uno come te in corsa. Fa piacere passare vicino a casa, vedere la gente lungo le strade, trasmette un'emozione particolare, quindi sono contento che siamo arrivati appunto nella mia terra e daremo il massimo, ecco, per ottenere il miglior risultato possibile. Il tuo obiettivo in questo giro? L'obiettivo sarebbe vincere una tappa, siamo qui, non è ancora finito il giro, ci proviamo giorno dopo giorno, tanto iniziamo da oggi che dovrebbe essere una volata generale e poi domani ci penseremo. Giro molto aperto ancora. Giro molto aperto, non ci sono state salite eclatanti, penso che l'ultima settimana la classifica generale esploderà, vedremo un po' come gestiranno la situazione gli UAE eccetera, ecco. Ok ragazzi. Grazie.